Buongiorno a tutti. Sono Cristina Meli, sono avvocato e coordino il gruppo di lavoro che si occupa di integrazione e sicurezza, o meglio dell'immigrazione. Il nostro gruppo di lavoro è composto da membri di associazioni di volontariato dell'immigrazione, da liberi di immigrati, da liberi professionisti e da privati, ed è nato dalla necessità, sentita ogni anno sempre più forte, di dire basta a quelli che sono i proclami e gli slogan demagogici che spesso si sentono, e dalla necessità, sentita sempre più forte, di analizzare per quello che è un fenomeno epocale di dimensioni planetarie. Al di là della singola posizione ideologica e della singola opinione che ciascuno di noi può avere sull'immigrazione, la realtà è che oggi ci sono gli immigrati e per questo non possiamo esimerci dal discutere di questa tematica. Pensiamo che una politica credibile ed efficace per l'immigrazione non possa puntare semplicemente a fermarla, ma debba piuttosto governarla con intelligenza e con scelte corrispondenti ai bisogni e ai diritti di ciascuna parte. Un'amministrazione che voglia governare non può permettersi il lusso né di essere razzista né di essere pietista. Il rifiuto razzista o la pietà sono semplicemente dei sentimenti e non sono delle politiche dell'immigrazione. Gli appelli alla solidarietà oggi non bastano più. Occorrono progetti per governare l'immigrazione, anche perché la maggior parte degli stranieri presenti nel nostro Paese, e sono molti, lo potete vedere nelle slide che ho preparato, vi hanno fatto ingresso regolarmente, vivono e lavorano regolarmente nelle nostre aziende, puliscono le nostre case, si occupano dei nostri anziani e dei nostri bambini. Molti hanno la cittadinanza italiana, non dimentichiamocelo, e molti sono anche nati in Italia, e quindi questa è anche la loro patria. Gli stranieri non sono oggetti da mettere in un aereo per rispedirli nel loro paese di origine e poi richiamarli quando ci servono grazie ai decreti flusso. Riteniamo invece che l'immigrazione, se ben gestita, possa essere una grande opportunità. Lo dicono i dati statistici che vedete qui dietro, insieme anche alle proposte che ho elencato. Dovremo avere bisogno addirittura di ulteriori ingressi per sopperire al nostro calo demografico. Ma soprattutto gli stranieri sono una grandissima risorsa in termini di welfare che solo grazie agli immigrati e soprattutto grazie agli immigrati riesce ad avere notevoli contributi a livelli pensionistici e a livelli appunto di forza lavoro. Lo vediamo negli slide che gli stranieri coprono l'11% del PIL nazionale. Sono ben 7,7 milioni e 500 miliardi di tasse e contributi che gli stranieri versano e grazie ai quali le casse dell'INPS oggi riescono a essere in attivo e a erogare anche le nostre pensioni. Il 10% degli occupati in Italia sono stranieri e ricoprono per lo più i posti di lavoro che gli italiani non intendono più svolgere. Pare un paradosso, ma oggi si può dire che senza di loro l'Italia non possa più andare avanti, dal momento che oggi il momento storico economico che stiamo vivendo ha bisogno e necessità anche di loro. Ora è necessario passare dall'attuale multiculturalismo che caratterizza le nostre società, ovvero a quella mera compresenza di soggetti diversi e con caratteristiche culturali e sociali diverse, che creano però in realtà degli spazi autoghettizzanti, perché pur nel multiculturalismo le persone si differenziano, si distinguono per categorie. Dal multiculturalismo dobbiamo pertanto passare all'interculturalismo, ovvero un processo di aperture, di acquisizioni, di alienazioni, di contaminazioni che aiutino a conoscere la diversità e anche a capirla intellettualmente, oggettivamente e umanamente. Le relazioni tra culture sono uno strumento di convivenza, riteniamo, sempre più forte, di grandissima ricchezza e di fecondità tra persone uguali ma differenti. Non dobbiamo pretendere di essere tutti quanti uguali, dobbiamo stare insieme pur nella diversità. Per costruire una società dove il tasso di conflittualità possa essere il più basso possibile, dobbiamo quindi proporre dei percorsi che rinforzino le logiche della convivenza in vista dell'inclusione e della coesione sociale e culturale e non dell'esclusione e dell'alimentazione di paure e differenze che ancora oggi sentiamo fare. È per questo che abbiamo sviluppato alcune proposte. Abbiamo ritenuto importante creare innanzitutto una consulta cittadina verso una cittadinanza attiva per favorire un facile e diretto dialogo tra le associazioni e l'amministrazione comunale e una partecipazione attiva degli immigrati. Ricordiamoci che partecipare, ed è quello che vogliamo dagli immigrati, e vedo che qui ce ne sono anche di presenti, vuol dire essere riconosciuti ma anche assumersi delle responsabilità
esercitare un dovere nei confronti della comunità. È poi importante e utile costruire la fiducia tramite una commissione multiculturale per la prevenzione e soluzione dei conflitti, composta dalle associazioni di immigrati, da mediatori e specialisti nella materia, sì da aiutare anche gli immigrati stessi a denunciare quella parte perversa che è al loro interno e che esiste. Occorre poi sviluppare l'accoglienza affinché chi lavora, italiano o straniero che sia, abbia diritto ad un alloggio dignitoso a un canone accessibile. Per fare questo potrebbe essere strutturato un fondo di garanzia delle locazioni grazie ai finanziamenti dell'ATER, della Regione, di privati, anche associazioni di categoria dei datori di lavoro, ad esempio, sì da rilasciare ampie garanzie ai proprietari che aderiscono ai protocolli da stilare per un programma di edilizia convenzionata e calmierata. È poi opportuno promuovere l'integrazione e lo scambio socioculturale. Come? Costruendo quella che a noi piace definire la casa delle culture, per uno scambio reciproco anche interreligioso e per combattere una battaglia culturale contro le paure stereotipate e contro l'autoisolamento sociale e razionale degli stranieri, ma anche di noi tutti. Crediamo che solo grazie alla mescolanza e alla contaminazione tra diverse culture possiamo crescere ed evolverci. La nostra tradizione, per crescere, dovrà confrontarsi anche con le altre. Riteniamo poi che serva anche potenziare le proposte, per quanto già esistenti grazie soprattutto alle associazioni di volontariato, di formazione diretta ai cittadini stranieri di lingua, valori costituzionali, doveri civici e di legge, nonché la conoscenza e promozione delle rispettive culture. Il risultato non è indipendente dal sistema che lo genera, non va solo gestito l'esistente, ma è necessario un pensiero strategico che guardi verso il futuro. Tutto questo si può fare e si può fare molto di più con il dibattito, la discussione, lo scambio e ancor più l'ascolto reciproco. Questo è un cantiere di idee, come vi hanno detto, ed è a tutti voi che chiediamo l'aiuto per portarlo avanti e per contribuirvi quotidianamente con partecipazione attiva. Ora che abbiamo il sito del PD, al suo interno, come vi hanno detto, abbiamo anche un blog. Vi chiedo di entrare nel sito, di entrare nel blog, ci sarà anche la nostra area tematica. Vi chiedo di dirci come la pensate e di contribuire con altre idee. Il nostro gruppo, inoltre, sta ora costituendo il Forum per l'immigrazione trevigiano, che partirà a gennaio. E questo forum è rivolto a tutti, stranieri e italiani, giovani e anziani. Sarà un luogo di aggregazione e di scambio reciproco. A richiedercelo è stato personalmente il responsabile del PD nazionale, che vede in Treviso una grandissima potenzialità anche per dare un forte segno a carattere nazionale, ma a chiedercelo sono soprattutto i tempi, che oramai sono maturi anche per progetti che prima forse potevano sembrare di difficile attuazione. Ne è la riprova anche la costituzione all'interno del governo Monti di questi giorni di un nuovo ministero per la cooperazione e l'integrazione. E l'integrazione è anche riconoscimento di diritti. Per questo il PD ha aderito alla campagna nazionale L'Italia sono anch'io, per la raccolta firme per una proposta di legge popolare che riconosca finalmente il diritto di voto all'amministrativa agli stranieri regolarmente residenti, nonché per favorire l'accesso alla cittadinanza italiana per chi nasce in Italia da genitori stranieri che vivono e lavorano regolarmente nel nostro Paese. Anche qui fuori c'è un banchetto, come avrete visto, per la raccolta di firme e vi chiedo di aderirvi. E concludo con le parole del Presidente Napolitano, di questi giorni sono: non comprendere la portata del fenomeno migratorio e non capire quanto sia necessario il contributo dell'immigrazione per il nostro Paese significa semplicemente non saper guardare alla realtà e al futuro.